Bene. Allora, vi ho ascoltati con molta attenzione, ho ascoltato Carlo con la sua solita lucidità. Ripeto, Davide, al quale non finirò mai di porgere il mio ringraziamento per tutta l'energia che profonde in questa vera e propria missione. Max lo stesso. Ecco, faccio gli auguri a Marco Bassani, che ho sentito ieri sera, che presto credo sarà con noi con più entusiasmo di prima. Allora, guardate, io faccio qualche considerazione che magari potrebbe essere, o forse lo sarà, anche abbastanza semplice, banale, perdonatemi per questo. Soprattutto rivolta non tanto a voi che riflettete su questi temi tutti i giorni, soprattutto a chi spero ci stia ascoltando. Come ho già anticipato agli amici, da un lato prendiamo due poli della situazione dal mio punto di vista. L'analisi si potrebbe concentrare su due poli. Il primo è quello che è già stato sottolineato, cioè in questo momento l'oscuramento delle nostre istanze, la difficoltà a comunicare, attenzione anche con la nostra gente, questo è l'aspetto un po' di amarezza. Pensate, io l'ho trovato allucinante come Simonetta Rubinato, questa reazione dei sindaci anche veneti al fatto che il governo italiano per la prima volta apre ai sindaci su poteri di spinta autonomia, anche se legati a questa emergenza pandemica. Io se fossi stato un sindaco, per carità, mi rendo conto, pur con tutte le carenze, dicendo al governo, guardate, ci date queste facoltà, questi poteri senza darci i mezzi, e va benissimo, abbiamo 4 vigili, quello che è. Ma dall'altro lato, quello che conta è quello che Paolo Sarpi definiva il principio di effettività, no? Che poi è quello che governa il diritto internazionale e, se vogliamo, tutta la politica. Cioè l'autonomia o l'indipendenza, l'autogoverno, come mi piace chiamarlo, si esercita, non è che si predica, si esercita. Allora questa è un'occasione per dire, oh, finalmente il governo italiano si è reso conto che il centralismo non paga e nelle situazioni di emergenza, guarda caso, dopo mesi in cui questo paese è stremato, è in ginocchio, non solo questo paese, l'Europa, il mondo per molti aspetti, sono in ginocchio per questa virulenza, sono costretti a fare in modo che i territori si autogovernino, cioè dovevano essere dichiarazioni programmatiche di questo tipo molto chiare, poi far seguire i fatti, cioè io sindaco di Vatte la Pesca effettivamente porrò in essere dei provvedimenti di questo tipo, cercherò di esercitarli e poi avrò però i limiti dei mezzi che mi sono stati dati, perché questo Stato centralista finora i mezzi non ce li ha dati. Ma mi fa molto piacere l'esercito. Invece no, abbiamo assistito a questo piagnisteo indecoroso, a questa veramente vergognosa sceneggiata di questi piccoli personaggi che, come i bambini, sono andati a dire che il genitore gli ha dato responsabilità troppo presto, gli ha dato le chiavi di casa e loro non sono in grado di gestirle perché hanno paura di perderle, perché non so, perché non hanno gli strumenti per pulire la casa, perché non hanno il denaro per amministrare. Veramente una cosa e hanno invocato, come ha detto la Rubinato, anche questo è ancora più sconvolgente, la figura del prefetto, che incarna proprio il centralismo dello Stato autoritario, perché come ha scritto Rubinato ricordando Einaudi, prefetto e Stato autoritario vanno a braccetto, democrazia e prefettura invece sono in contrasto. Con rispetto per le figure dei prefetti come persone fisiche che svolgono il loro lavoro, è l'istituzione in sé che è un'istituzione autoritaria. Nasce in epoca napoleonica, viene portata avanti con grande fermento dal periodo fascista, eccetera. Allora veramente quando si sentono, si vedono queste cose, cala uno scoramento molto forte. No? Quindi questo è il primo pilastro, il primo corno della mia considerazione. C'è amarezza per la mancata consapevolezza dopo decenni, dopo 30 anni almeno, di discorsi sull'autonomia, sul Veneto, eccetera, eccetera, mancata consapevolezza diffusa, cioè un'ignoranza istituzionale diffusa, una mancanza di sensibilità diffusa, una incapacità. Io mi ricordo il professor Gris, sociologo, diceva a suo tempo l'autonomia è come un quadro di Magritte, no? Ci si guarda allo specchio e ci si deve riconoscere e poter capire che si è finalmente dei soggetti
che agiscono in modo autonomo. Invece chi non è abituato all'autonomia, effettivamente, lentamente, diciamo, è come un adolescente che non cresce mai, che ha sempre bisogno di qualcun altro e si disorienta di fronte alla possibilità di autodeterminarsi. E qui i Veneti in questo momento sono dei bambini di questo tipo. Mi spiace dirlo, ma è così. E quindi di conseguenza la disfatta elettorale, per carità, non è solo colpa dei poveri elettori veneti, sappiamo che rappresentanze avevamo, sappiamo tutto quell'indecoroso balletto a cui abbiamo assistito, in cui qualcuno non si è voluto far da parte, in cui qualcuno, perché aveva la firma per le elezioni, ha creduto di poter spadroneggiare, essere prepotente con altri, e escludere alcuni, far entrare altri. Cioè tutte cose che ovviamente con i numeri che erano a disposizione dell'indipendentismo non facevano altro che disperdere definitivamente la fiducia del possibile elettorato. E così è stato, regolarmente. È stato punito quel qualcuno, ma quel qualcuno ha detto Moia Sansone con tutti i filistei, ci ha trascinati tutti, anche un po' nel ridicolo, se vogliamo. Io a quel qualcuno, più di quel qualcuno, avevo detto: guarda che tu scherzi con un simbolo come il Leone di San Marco, alcuni di noi si spendono da 30 anni su questo simbolo, sulla storia, sull'importanza, sulla preziosità di questo patrimonio, non scherzare, non fare il coglione, ma purtroppo non c'è stato niente. Non importa, è storia. L'altro corno della questione però, secondo me, e poi spero di non essere troppo lungo, Max, casomai interrompimi se sto sforando. L'altro corno della questione, invece, che va considerato, dà un certo ottimismo, secondo me. Cioè la valutazione, noi dobbiamo essere in grado di valutare i fenomeni storici ai quali assistiamo, sotto l'egida dei quali siamo destinati a vivere, con un minimo di più lunghezza d'onda rispetto a quello che fanno i giornali, politologi, eccetera. Cioè capire i fenomeni, leggerli guardando indietro di 20 anni, 30 anni e cercare di guardare avanti di 20 anni, 30 anni pur senza poter avere poteri magici, no? Vedere qual è la direttrice di questi fiumi carsici, che ci sono dei fiumi carsici, che proseguono inesorabilmente anche a dispetto nostro, no? Anche contro le nostre stupidità. Non parlo solo del Veneto, il fenomeno è quantomeno europeo. Se noi avessimo avuto il traino della Scozia quando c'è stato il referendum, certamente quello avrebbe dato una spinta un po' a tutti i territori europei che aspirano a maggiore autonomia, autogoverno, indipendenza, non importa, poi le qualifiche, le definizioni alla fine hanno poca importanza. Certamente c'è nella grande crisi dello Stato nazionale, che non è una buttata mia o nostra, è un dato di fatto, per quanto crisi non significhi che domani mattina lo Stato nazionale non c'è più. Continuerà a fare danni a lungo tempo, continuerà a dissanguarci col suo fisco rapace, continuerà a imporci uguaglianze che non esistono, a livellamenti che non dovrebbero esistere, ecco, rubare da territori per portare in altri, continuerà a fare, anzi lo farà sempre di più, perché essendo in grave crisi è proprio nel corso della crisi che tutto questo si acuisce, perché non sa dove andare a sbattere la testa, non sa dove tirare fuori le risorse, le tirerà fuori sempre dagli stesse categorie sociali e sempre dagli stessi territori. Quindi la cosa peggiorerà, ma peggiora in questo colpo di coda, in questo mostro ferito, che è lo Stato nazionale, che è un prodotto della fine del Settecento, dell'Ottocento, sappiamo cosa ha combinato nel Novecento, ed è in gravissima difficoltà, non è più in grado di gestire tutta una serie di fenomeni che solo i territori dimostrano con i fatti, non con le enunciazioni ideologiche, di poter gestire. Facciamo un esempio concreto di questi ultimi 10 mesi. Parte il Covid, parte il lockdown e partono bandierine italiane dappertutto, in Italia ovunque, tutte le marche di prodotti più importanti ancora oggi diventano nazionaliste, alla televisione le pubblicità, noi prodotto italiano, noi parliamo italiano, noi cantiamo italiano, vuoi mangiare italiano, l'Italia, è una cosa devastante, una rottura di maroni spaventosa, quotidiana. Da questo prendono vigore i centralisti di destra a sinistra, qua a destra e a sinistra sono illusioni, non esistono più, sono categorie storiche che servono solo
per dare fumo negli occhi alla gente che ancora crede che votando PD voterà dispendioso e rapace, sono tutti d'accordo, perché vivono su quello. Tutti quelli che vivono di concorsi pubblici, di posti pubblici, che hanno maree di privilegi da generali della Guardia di Finanza, carabinieri, magistrati, prefetti, chi più ne ha più ne metta. Tutto questo, destra-sinistra, conta zero, conta che il baraccone rimanga in piedi così com'è, senza ledere un solo privilegio. Quindi destra-sinistra non esistono più. Dicevo, tutta questa, mi sono perso, scusate, questa politica vive di questa forma di parassitismo, ma come, ah sì, dicevo, scusate, ho ripreso il filo. Questi 10 mesi, allora, parte questa ondata, chiamiamola nazionalista, questa fiammata nazionalista, e addirittura si fanno forza molti soggetti, da ex presidenti della Corte Costituzionale a famosi politologi, a giornalisti di determinate testate ben inquadrate, rette da Confindustria, da determinati poteri, lasciamo perdere la retorica dei poteri forti, da poteri concreti che esistono in Italia, e non solo in Italia, i quali partono all'attacco, dico, oh, finalmente, è l'ora di tagliare fuori le regioni. Questa è la dimostrazione che, per esempio, il problema pandemico, la sanità, come previsto in Costituzione, debba essere gestito a livello nazionale, non può essere lasciato ai territori. E se vi ricordate, parte la gran cassa delle testate più importanti, Corriere della Sera, Messaggero, cominciano il Gazzettino, che è Confindustria, nella pagina generale, cominciano a scrivere, a ospitare fondi di Mario Aiello, di tutti questi soggetti, i quali dicono basta con i provvedimenti fai da te, questo era un po' il linguaggio, oppure l'altro linguaggio è le fughe in avanti, che sono quelle espressioni che giustamente Mario Bertolissi una decina di giorni fa in televisione pubblicamente ha definito espressioni di persone che non collegano il cervello alla bocca. Però lo slogan funziona ed è partita questa gran cassa che è andata ad intaccare addirittura quel poco che le regioni hanno già, come la sanità. Ha cominciato a dire basta, è l'ora di finirla, questa è la dimostrazione che dalle Alpi alle piramidi, dal Manzanar al Reno, la sanità deve far capo a un unico punto. Ricorderete, adesso non so quantificare esattamente, tutto questo ballatoio di tricolori sui balconi, fino a che purtroppo arrivano i morti, arrivano le bare da Bergamo, arrivano le cose meno piacevoli, quindi tutti quegli slogan bambini, ce la faremo, eccetera, eccetera, tutte cazzate che di fronte purtroppo alla morte e a quello che è accaduto cedono il passo. Cedendo il passo, le regioni, vi ricordate anche questo, cominciano a farsi avanti, sbagliando qualcuno, andando meglio con qualcuno più fortunato, qualcuno meno, qualcuno più bravo, qualcuno meno, ma le regioni diventano protagoniste di fatto contro tutte le direttive del governo, che resiste, che dice non potete, dovete seguire noi, tutto un casino di questo tipo. Arriva l'estate e adesso cosa assistiamo? Allo stesso Presidente del Consiglio, il quale con Boccia, il ministro Boccia, con il suo governo, bacchettava le regioni, diceva non potete far fughe in avanti, decidiamo noi, con tutta la gran cassa alle spalle di tipo mediatico, quindi il potere è quello sì forte, perché noi voce non ne abbiamo, ce l'avevano tutto loro, la voce ce l'avevano loro, nonostante questo sono talmente impotenti, poi con Zaia che bene o male, fortunato, bravo, come vogliamo, riesce ad avere questa forte immagine di salvatore quantomeno del comparto veneto, io vorrei dire della patria veneta, ma per lui è del comparto veneto, perché ha indovinato tante cose e quindi sono messi il governo centrale di fronte alla smaccata differenza tra gestione e gestione a seconda dei territori, più resa di così, arriva l'ultimo DPCM, scusatemi, non so se sono l'unico ad essersi stupito, l'ultimo DPCM che dice chiaro e tondo, beh, facciano le regioni e addirittura facciano i comuni, mancava solo che dicessero facciano le municipalità, cioè è la frammentazione più assoluta, tant'è che è intervenuto uno come Tremonti, non me la sarei mai attesa, no? Tremonti, come sapete, cognome di origine cadorina, bellunese, uomo però di politica nazionale, non mi aspettavo però a questo livello, il quale dice questa è una bestemmia, è una disgregazione dalla quale non si tornerà indietro, irreversibile.
Il fatto che il governo ceda alle regioni, ceda addirittura ai comuni, è sbagliato. La Costituzione prevede che di fronte a un'emergenza sanitaria di queste dimensioni sia solo il governo nazionale che deve provvedere, è una disgregazione irreversibile. Allora, scusate, adesso sono stato un po' troppo lungo e noioso. Cerco di arrivare al punto del secondo corno della questione. Anche la pandemia, ma poteva essere anche Gigi, poteva essere Tony, non solo la pandemia, dimostra, se ce ne fosse ancora bisogno, che lo Stato nazionale è morto. È in piedi ancora perché sta in piedi per una serie di interessi condivisi di tanti soggetti, di tante consorterie. Non ce la fa più, non può più gestire i fenomeni, sono i territori che un po' alla volta, finite le grandi funzioni, la moneta, l'economia, che sono tutte in mano a entità ormai ultrastatali. Non parliamo della difesa, no, gli stati nazionali li fa Napoleone perché per avere 1 milione di uomini da far macellare in giro per le guerre, e le tasse e i catasti servono per la tassazione, il catasto per la tassazione, le tasse per la guerra, per l'esercito, e così andiamo avanti tutto il Novecento. Queste funzioni, l'economia, la difesa, tutte queste robe qua, ormai sono in mani ultranazionali, sono in mani diverse. Dopo la seconda guerra mondiale l'Italia non ha più avuto niente, era già in mano degli Stati Uniti, di altri soggetti, ma comunque anche sul piano formale sono quantomeno in mano europea. E di lì sì, questo sì è irreversibile, di lì non si torna indietro, questo è pacifico. Nessuno riuscirà mai a riprendersi la monetazione, il governo e l'economia che ormai è mondiale, quindi nessuno può da solo farlo. Tutto ciò premesso, tutto il resto degli altri temi sono i territori che sono solo i territori sono in grado. E allora abbiamo la Scozia, la Catalogna, tutte cose che sapete, ma perfino la Bretagna in Francia, tanti territori, le Fiandre, conosciamo i soliti punti caldi. Però vedete, non siamo solo nei veneti scemi, perché gli scozzesi, che hanno molta più forza di noi e molta più tradizione, non tradizione culturale e storica, perché come la Repubblica Veneta, loro al confronto, con tutto il rispetto che gli voglio bene, sono simpatici, ma erano dei pecorai, ma tradizione dal punto di vista dell'autonomia e quindi del lottare sono secoli che lottano per la loro indipendenza, no? I catalani, anche loro, c'è gente che non parliamo, che porta milioni di persone in strada, sono bloccati. Ma non siamo scemi solo noi. Sono inchiodati. I catalani li mettono in carcere, gli scozzesi sono stati messi all'angolo da una politica molto aggressiva, ma legittima però a questo punto, di autodifesa del Regno Unito, dell'Inghilterra, che per il momento ha prevalso, ma è questione di tempo naturalmente, è solo questione di tempo. Allora c'è un discorso nel quale il Veneto è solo inserito, è uno scacchiere del quale il Veneto fa parte, perché è un'antica nazione europea, come lo sono altre, che ormai sta seguendo delle direttrici storiche che non dipendono neanche da noi, che non dipendono nemmeno da quale personaggio riusciremo a tirare fuori per rappresentare il Veneto, non dipendono neanche da quanto bravi saremo a contrastare determinate linee o da quanto forte sarà Roma per reprimere ancora le nostre istanze. Non c'è più niente da fare, non c'è più niente da fare. L'unica differenza che possiamo fare è nella qualità di quello che lasciamo alla nostra vecchiaia, o se non ce la facciamo ai nostri figli o nipoti, per poter ottenere qualcosa. Quindi come noi adesso agiamo, la qualità della cultura che portiamo avanti, dell'offerta, la sensazione di essere comunità, con quella bella parola che è stata proposta oggi, vera. La differenza la facciamo forse se riusciamo nei prossimi anni, se ci sarà qualche congiuntura che ce lo consentirà, sì, certo, nelle persone che potranno gestire questi argomenti e quindi forse accelerare i tempi di traghettamento, tutto qua. Il resto, guardate, è un dato carsico, cioè non c'è più niente da fare, ma lo capiscono anche a Roma. Quando questi dicono, vabbè, provvederanno i comuni, sono finiti. Una volta mandavano i carabinieri e l'esercito in piazza, i prefetti, vuol dire che sono alla frutta, non hanno le risorse finanziarie, ma non hanno neanche ormai le risorse politiche. Quando l'Azzolina ha detto a De Luca e a un altro governatore, io non sono d'accordo, vabbè, comunque l'importante è che garantiate il diritto allo studio e alla partecipazione a scuola dei ragazzi. Vuol dire alzare le mani e dire, boh, fate voi meglio che potete. Quindi questo è lo sfascio totale. Allora, chiudendo, perché vi ho annoiati anche troppo,
Vi è un corno della questione, ripeto, che ci induce al pessimismo per forza di cose. No, a volte ci guardiamo, dopo tanti anni, e abbiamo la sensazione di essere ancora qua. Tenendo presente però che invece, per quanto la maggior parte di veneti sia molto ancora inconsapevole, per quanto non conosca la nostra storia, per quanto sia molto indietro sul piano politico, però dentro, guarda caso, esattamente come quell'altra storia carsica, sempre carsicamente, dentro i veneti che c'è qualcosa di forte, anche gente, una marea di gente che ha votato la Lega, ma perfino qualcuno che voterà Forza Italia, ma perfino qualcuno che voterà il PD. Dentro c'è sto Leone de San Marco remena sempre qualcosa, non sanno cosa. Non hanno il coraggio per il momento di staccarsi da altre realtà, come quella nazionale, eccetera. Ma dentro che c'è qualcosa che tenacemente resiste a tutto, perché se resistio all'Unità d'Italia, al fascismo, alla Repubblica, resiste a tutto. E senza apparente ragione, perché tutto sommato, se non sai chi era Francesco Foschi, non sai una minchia della storia della Repubblica Veneta o dei Veneti antiseni, però eppure dentro sto Leonte dice qualcosa di molto forte e non si scardinerà. E allora speriamo che questo patrimonio, che mostra di avere una, oggi si usa, no, che piace tanto a Conte, la resilienza, che mostra una grande resilienza, io direi semplicemente una grande resistenza, a qualsiasi forma di condizionamento, a qualsiasi evento storico, che si tramanda di padre in figlio perché il Leone San Marco fa certi effetti a uno di 80 anni, ma li fa anche a ragazzini di 14-15 anni, tantissimo bene. E che quindi resiste, è là, fermo, combinato con qualcosa che ormai è inevitabile, che è diffuso nell'Europa moderna, basta che qualcuno sfondi, saranno gli scozzesi probabilmente, che prima o poi ce la faranno. Basta che qualcuno sfondi e lì in poi va a domino, anche se non immediato, ma va a domino. Questo invece ci deve indurre all'ottimismo, che non vuol dire un ottimismo idiota, vuol dire l'ottimismo del lavoro. Ognuno secondo la vocazione. Io sono un presidente un po' disastroso per questa Assemblea Veneta, perché purtroppo mi sono scusato tante volte, non ho potuto, non ho saputo, non posso, non so, mettere a disposizione forse più energie di quelle che forse potrei dare. Ecco, potrei dare di più. Ho la mia vocazione. Nel mondo degli avvocati ho l'orgoglio, in un mondo che era ostile da morire, perché proprio quello degli avvocati, il tipico mondo giacobino, figlio di una certa cultura. Non è un caso, perché nell'università si formano questi tipi di mentalità. Ho l'orgoglio di aver portato il corso di storia di diritto veneziano, oggi ambitissimo. Al di fuori del corso, l'altro giorno mi hanno fatto fare una lezione sulla deontologia dell'avvocato veneziano, facendo un excursus della storia dell'avvocatura veneta, Godoni, eccetera. Avevo 130 persone in Zoom, è una roba, credetemi, una roba miracolosa. Mi piace portare avanti questa cosa. Davide, cioè, ognuno ha i propri talenti, quelli di cui parlava Gesù Cristo, quei talenti proprio nel senso dei soldi che venivano, dicevano non metteteli sotto l'albero, fateli fruttare, e portando avanti questi talenti, ognuno di noi darà quell'apporto di qualità di cui abbiamo bisogno, nel frattempo la storia va avanti, a prescindere dalle nostre cazzate. Scusatemi la lunghezza dell'intervento, ma questo mi sentivo di dire.